Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Forse avrete già scorto il primo dei nostri ospiti, che è Giorgio Dendi. Grazie per essere tornato nei nostri... a proposito. Grazie che mi avete chiamato. Perfetto. A proposito, uno non è numero primo. No, non è numero primo, non è mai stato numero primo. Non è mai stato. Come mai questa curiosità? Perché era una delle domande di... come si chiama? Non sotto a chi tocca, davanti un altro dove Okay. bisogna dare la risposta, Sì. la Allora, risposta no. sbagliata. Uno non è numero No, uno. allora 2 non è numero primo. 2 non è numero primo. Perché? 2. Cioè, scusa, 2 è è numero primo. E quindi tutti i multipli di 2 non lo sono, né 4 né 6. 3 è il numero primo e quindi tutti i multipli di 3 non lo sono. Se fosse 1 numero primo, tutti i multipli di 1 Quindi non sarebbero, tutti cascherebbe sarebbero, tutto. non esisterebbe. Sì, Ho capito. e per tanti teoremi e serve che 1 non sia numero primo. Perché se no tanti teoremi avrebbero quest'unica eccezione dell'1. Allora, Ero convinto. Quindi tutti i numeri primi sono i numeri divisibili per 1 e per se stessi. che hanno esattamente mi piace questa definizione, che hanno esattamente due diversi divisori positivi. Quindi il 5 ha due diversi divisori, 1 e 5 positivi. Ok, però E uno non rientra. l'1 ha uno solo. Ok, No. chiarito questo. Questo fuori programma mi date un paio di minuti in più alla fine. Perfetto. Chiarito questo, possiamo incominciare. Possiamo incominciare. Lui ha già sbirciato qualcosa su una rivista che Sì. gli ho dato, però non fa parte delle domande che faremo. Ecco. Iniziamo con un mio amico, nonché collega, Luca Parmitano, forse hai già sentito. Io gli ho, come a tutta l'umanità, ho predetto, anche a te avevo tirato fuori dal tuo nome e cognome la parola mezzobusto, quando ancora andavi a scuola, Bari mezzobusto, e infatti sei andato a fare il mezzobusto. Eccoci. Adesso succede che Luca Parmitano non va verso la Luna, però prepara, no? Sì. no, cioè non va sulla Luna, però prepara. chiedo scusa, però prepara per le successive spedizioni che dovrebbero portare alla Luna. E io gli avevo già predetto questa cosa nei tempi immediatamente dopo la pandemia. Vedi, lui ha la mascherina perché sì. doveva partire a breve, quindi non doveva assolutamente ammalarsi. Io sono senza, perché per le norme, insomma, comunque ero vaccinato, si poteva. Infatti vedo dietro un ragazzo con la mascherina e una signora senza mascherina, sì. Quindi era il periodo un po' nel quale stavamo già verso la fine, un po' meglio, sì. E comunque lui non si fidava, ci ha detto: scusateci, ma non voglio né toccarvi né, perché ha delle regole, insomma, che vanno rispettate, e gli avevo predetto: parto mica Luna, così già prevedendo e augurando un viaggio verso la Luna, anche se non sulla Luna. Ecco, vedi che i miei anagrammi alla fine, come se per esempio io ieri, quando mi hai iscritto, vieni a Tele4, io ieri ero a Fabriano. Nelle Marche. Nelle Marche, perfetto, che sono appassionato delle Marche da bollo, e nelle prossime immagini vediamo chi ho incontrato. Tra l'altro Fabriano è dove si faceva la carta, e si carta, fa tuttora, no? Però non, mi hanno detto tutte le varie ditte non sono più funzionanti come una volta, sia quelle della carta che quelle legate ad altre cose. È un peccato, lì si faceva la carta perché si doveva fare lì, perché c'erano le acque adeguate, giuste, adesso mi hanno spiegato. Tutti gli albi di disegno si chiamano Fabriano, eccoci, esatto. E ho incontrato la presidente della Confcommercio, ovviamente, Federica Capriotti. E un presidente della Confcommercio cosa cerca? Cerca idee e poi profitti. E questo è l'anagramma del suo nome. Non mi sembrava bella la parola profitti, perché come dire sei un così egoista, no, ma è giusto, una ditta deve cercare i profitti, quindi le idee, ed è per questo che mi hanno chiamato a fare un paio di lezioni lì, per dare un po' di idee. Cos'era proprio, in quale manifestazione? Ma è una cosa organizzata forse 3 anni fa, se ho capito bene, per dei ragazzi liceali, e poi una volta finita la scuola, e poi questi ragazzi si sono entusiasmati, l'anno successivo hanno chiesto: ma perché non facciamo di nuovo? E allora hanno organizzato, non guardarli, hanno organizzato, ascolta qui, che se no ti tocca riguardarti la puntata, silenzio.
e hanno chiesto perché non facciamo di nuovo. Allora hanno cominciato a fare di nuovo e quest'anno c'erano 3 classi, i senior, adesso non so come erano chiamati, comunque quelli che avevano già fatto 2 anni questo stage, uno stage, quelli che l'hanno fatto una volta e quelli che fanno per la prima volta, quindi 3 gruppi di liceali, e io ho fatto delle lezioni così di matematica per far vedere non il singolo esercizio, ma per far vedere cosa si può scoprire un po' da soli, perché se saranno grandi adulti che andranno a lavorare in qualcosa, magari di quelle cose organizzate dalla Confcommercio in queste attività, e dovranno avere loro un'idea e trarre profitto da questa attività, come fa lei, la Federica, che abbiamo visto. Oggi ho preparato un altro anagramma, leggendo... Sul pezzo proprio. Sul pezzo, ecco, io questo l'avevo già fatto anni fa e pubblicato da Domenica Quiz. Tieni chiuso quella rivista, scusa. No, tieni chiuso. E avevo preparato questo anagramma, oggi mi piace così presentarlo, che il nostro Camillo Ruini ci ha lasciato. Oro ci illumina, scusa, sì, non volevo scandire, ci illumina, e mi piace questo anagramma che era già stato pubblicato però anni fa. Oggi non avevo proprio tempo, non sarei riuscito a fare qualcosa di nuovo. Eccoci, adesso che abbiamo finito a parlare di anagrammi, eccoci a parlare del Crucidante. Dante Alighieri è morto alcuni anni fa, sì. Ne avete dato notizie brevemente a Tele 4. Eccoci, e mi ha telefonato Marco, come si chiama? Marco Micoli, il mio amico, scusa, non ricordavo il cognome. Marco Micoli mi ha telefonato da Ravenna: guarda che io sono quello che tiene il museo di Dante, perché non facciamo qualcosa? E lui fa già tante iniziative per Ravenna, a parte il museo, no? La tomba di Dante viene visitata da tante persone, però per Ravenna ci sono, e mi ha accompagnato a vedere queste cose, ci sono tanti graffiti, tante cose. Ravenna tra l'altro è una città splendida. Sì, io l'ho vista, ma di fretta, e mi dispiace. E lui, questo Marco Micoli, mi ha portato a vedere quante cose riguardanti Dante ci sono, e purtroppo ci sono dei graffiti su delle pareti e lì appoggiano le biciclette, per cui c'è tutta una linea dove appoggia il manubrio, hanno rovinato, sì. E così tante cose. C'è una specie di Bansky, come si chiama, quello che fa, e ci sono altri meno famosi, però che fanno ugualmente per tutta Ravenna. E mi ha chiesto perché non facciamo un Crucidante, e questa è la copertina, forse vedete che assomiglia alla nota famosa rivista di enigmistica. E allora ho detto, beh, se vuoi io ti preparo, infatti questo cruciverba è mio, c'è il mio nome anche qui in alto, però dobbiamo chiedere l'autorizzazione, che se dobbiamo osservare qualcosa perché non ci sia il plagio. Ma ascolta qui, non guardarli, lui vuole risolvere. Ecco, vedi che comunque avrai visto che la maggior parte delle definizioni riguardano Dante, non c'è solo la foto di Dante. Ovviamente rispetto ai cruciverba che vediamo nelle riviste... ce n'è una di quelle, scusa. Qua ci sono più caselle nere del solito, ma sì, perché ero costretto, mettendo parole obbligate su Dante, o meno, magari mi andava una bella parola, Vespucci, ma Vespucci cosa c'entra con Dante? Hai fatto anche una di quelle cose che fanno diventare matti un amico mio. Dai. Centro d'arte, 2 lettere. RT, vabbè. Sì, però questo roba che diventa matto. No, ma se ti abitui, ci sono queste parole, la fine di, non so, Tex Willer è R, è la parola. Ma lui è proprio... ma quelle di 2 lettere sono così. Non ci sono mai definizioni di una lettera sola. No, di una lettera sola mai. No. Okay. Bene, allora abbiamo fatto questo dopo tanti amici. Poi tra l'altro devo dire la verità, dentro il coso ci sono anche altre... Sì. Anche gli stessi autori della settimana mistica hanno collaborato un po' per fare qualche gioco. Anche i 10 ma sì, un po' differenti. Tutto, in modo da poter coinvolgere tutta la gente, non solo chi è appassionato di questo o di quello, quella cosa. Comunque un bel libro, questo mio amico ha fatto una gran bella mostra, ti dirò. Io l'ho visitata e dopo a un certo punto abbiamo dovuto andare via perché ero di passaggio a Ravenna, perché ero alla Festa della Sibilla, è una rivista di enigmistica che ti ho già nominato, ti stavo mostrando la maglia, ma lui sta leggendo, guardatelo qua, inquadrato. No, ma ti lascio un numero, adesso chiudi, ok. La Festa della Sibilla, ed è la nostra rivista di enigmistica, che io sono orgoglioso, e chiedo scusa se con insistenza
presento, però guardate, questa è la rivista, ma rivista di enigmistica classica, secondo me non va bene, è riduttivo, perché è rivista di cultura enigmistica, non solo di giochi classici. Adesso puoi guardare tra i collaboratori, sotto la R, sotto radio, ce n'è un altro. Questo è l'ultimo numero. Sotto? Radio, in ordine alfabetico sono. Chi è quello dopo? Ah sì, Roberto Benigni. Roberto Benigni ha fatto anche lui un gioco, e più sotto Roberto Vecchioni, Sergente York. Sergente York è il soprannome di Roberto Vecchioni. C'era che lui il film. Comunque spesso collabora con questa rivista. Ecco, mi piace così dire che anche persone insospettabili, che hanno tutt'altro campi d'azione, però se ci pensiamo, Roberto Benigni ha messo anche quelle sue, nel film La vita è bella, dei giochi enigmistici, possiamo dire. Però devo confessarti una cosa, questa rivista, questa copertina, sai come si fanno i cruciverba adesso oggigiorno? Una volta... temo che se sarà con l'intelligenza artificiale. Esatto, vediamo nella prossima immagine l'intelligenza artificiale. Ecco, allora io ribadisco che allora ci si aiuta ovviamente, se mi serve una parola di 7 lettere che finisce per G, c'è il supporto sul quale mi dice subito leasing, per esempio footing o cose del genere, e anche altre che non mi vengono in mente subito, lessing, insomma comunque forse ho scelto una facile, ma metti una parola di 15 lettere che abbia quarta la A e ottava una I, ce ne saranno tante, però usiamo i supporti. Però a me e a tanti altri, insomma quelli puristi, piace fare tutto a mano, come si è visto, non so se c'è ancora l'immagine, godetevi i miei tentativi. Vedi che mi aveva dato le parole Dante Alighieri, Francesca, Paolo, quelle scritte sotto, e quelle che mi suggeriva di metterle, dopo ne ho messe qualcun'altra. Vedi un Caron a metà sopra l'immagine, forse settima riga, Caron, che come viene chiamato Caronte? Caron dimonio spaventoso. Caron dimonio, esatto. Ed è Caronte sarebbe il nome, ma visto che viene citato come Caron, ho messo Caron, insomma si mette... Vedi che poi anche un'attrice. Ah sì, Leslie Caron si può usare, che non sapevo. Ecco, però vedi che avevo messo anche Beatrice Purgatorio in fondo, che dopo invece ho cambiato perché non mi venivano fuori gli incroci. E beh, insomma, comunque si fa tutto a mano, ovviamente, perché l'intelligenza artificiale... Anche in questi giorni ho sentito per radio, perché ieri sono andato giù in macchina, ho sentito per radio ancora polemiche su questa benedetta intelligenza artificiale. Guardate che io faccio tutto, e anche altri facciamo tutto, e ci riesce meglio facendo questo. Questa è un'immagine di un tuo concittadino, sono io, davanti a uno di questi graffiti che sono sparsi in giro per Ravenna. Ecco, eravamo di sera e mi ha portato questo Marco a fare un giro, e ce ne sono tante di queste curiosità. Sì, veramente, cioè, non fatte da ragazzi, ma pregiate. Ecco, ci sono queste cose. Dopo ha messo, forse nell'immagine successiva, ha messo una... No, questa non è mia. No. Forse hanno sbagliato in regia. Questa non è una cosa mia. Ci dovrebbe essere un muro con un graffito. Adesso ripartono, vabbè. Comunque, aspetta, un muro con un graffito grande, un cruciverba non fatto da me, come noi abbiamo sulle case dell'Ater, che in qualche posto. Ecco, ha chiesto il comune di Ravenna e hanno fatto un graffito con dei cruciverba in tutte le lingue, in non so quante lingue, ma tipo una ventina, ma mi sembra ancora di più, parole singole, non tanta roba. Ma adesso dovrebbe essere l'immagine, eccolo qua, e vedi anche qui sono andato una sera a fotografarmi, e anche questo un Jold, forse vuol dire qualcosa, e non è un cruciverba corretto perché forse adesso non so, però vedi la D ha tutta una zona che non si collega all'interno, che non si collega con l'esterno. Questo non dovrebbe andare bene, ma comunque, cioè, il preziosismo che è fatto in tante lingue è una cosa pazzesca, ecco, così. Ecco, vedi, le idee possono venire fuori, qualche volta qualcuno chiede a me di collaborare per far venire qualcosa, però le idee ci sono. Io solo voglio dirvi che ci sono tante idee, si possono inventare tante cose. Vediamo la prossima immagine, perché adesso io non ricordo cosa avevo preparato. Ecco, questo è un mio cruciverba, vedi, piccolo. Quel piccolo, e qua c'è Inferno come titoletto, e qua ci sono
tante parole riguardanti l'inferno in particolare. C'è la parola inferno, che forse è il 12 orizzontale, e tante altre che attinenti all'inferno, ecco così. I raggi per Dante credo saranno. Ecco, è difficile fare su argomento, però se avete da fare un compleanno per una persona, sappiate che si può fare. Insomma, io così ho già la zata, si dice in triestino, come si può dire, so già i meccanismi di far combaciare vocali e consonanti, però diciamo un cruciverba di queste dimensioni, adatto a una persona, a un'occasione, si può fare agevolmente. Dopo magari tra di noi, cosa vuoi, anche se una definizione non batte proprio, volevo chiederti una cosa, ma poi dopo... Ci sono ancora immagini, Andiamo avanti, ma intanto molto spesso adesso quantomeno... vedete, adesso lui mostra l'immagine. Allora, vedi, questo il gioco 31, quindi uno dei primissimi giochi della settimana enigmistica. Ah, qui parliamo proprio del primo numero. O primo o secondo. Okay. Hanno pubblicato un gioco che adesso, Rebus, questo non è un Rebus, verrebbe pubblicato con un altro nome, però vedi, già avevano l'idea di coinvolgere la Divina Commedia di Dante. La soluzione darà un verso del paradiso, il primo canto. Controllare poi la soluzione public, punto, qui sotto capovolto. Pubblicata, vabbè, non ho scritto pubblicata, chissà perché, vabbè. Ma sì, c'erano queste curiosità che adesso non avrebbero scritto tutta la parola pubblicata, non pubblicata. Vabbè. E vedi, in una parte più e meno altrove. Questo è il terzo verso del paradiso. In una parte più e meno altrove. Infatti da una parte c'è il più e il meno c'è altrove dall'altra parte. Ecco, come curiosità, vedi su Dante, ti segnalo questo. Non è quello intendevi, che non è proprio un rebus, ma Ma adesso un rebus ha un'altra fisionomia, si presenta con un disegno, insomma, si evolve il gioco enigmistico, però quella volta forse non sapevano neanche ben come chiamarlo, perché la settimana enigmistica deriva da un'idea di Sisini, che aveva visto una cosa in Germania o in Austria, qualcosa di simile, e ha cominciato a fare questa rivista un po' alla garibaldina, dopo ha sistemato secondo le esigenze del pubblico, e anzi ha trovato subito la via giusta per impaginare bene. Ecco, fermo immagine di lui che sta sfogliando la rivista. Scusa, in rivista, dammela, tornimela. Sì, perché sennò poi mi diverto. No, invece ti volevo domandare una roba. Oddio. No, curiosamente, passando per Ravenna, ho visto questa macchina tedesca. Per Ravenna? Dan TE 29, quei giorni. Però se gnocca la targa. Certo, adesso mi chiedo, ma c'è non so, Danzica, dove è Danzica? In Germania? In Polonia. Mi sembra di no, ma altre parole non mi vengono con Dan. E poi... No, può essere che sia anche una targa personalizzata. Può essere personalizzata, magari si chiamava Dante perché è un italiano. Sì, aspetta che metto bene la maglia della Sibilla, della rivista. Però è curioso che abbia trovato Dante, proprio Dante scritto. Vedi come... cioè, scusa, a noi due ci ha fatto così un po', a me sì già da Moma, a te oggi quando l'hai vista ti ha fatto sorridere. 29 numero primo. 29, esatto. E cogliete questa occasione di vedere qualcosa, perché ci si diverte gratuitamente, magari c'è una cosa divertente. Nelle targhe, se ti accorgi ti diverti, se non ti accorgi è peggio per te. Vediamo perché io faccio sai che io quando vedo le targhe faccio... Sì, mi hai già detto, vabbè, i nostri spettatori sono già stufi di questa tua cosa che hai detto. Allora, vediamo qua, questa è la penultima pagina della rivista, dove ci sono dei giochi inversi che si possono fare, e tu ne hai risolti prima mentre chiacchieravamo. Per fortuna sei partito con la seconda colonna ma comunque non c'è la soluzione qui, ok, c'è sul sito. Però io ti propongo uno, giusto per vedere come si possono comporre. Allora, questo gioco che è nella prossima vignetta è un gioco che adesso tu risolverai, è un cambio di iniziale, perfetto. Leggi pure. Volge dannati, risulta lungo davvero tanto il mio X. Lo fo a piedi tutto quanto, mica ho il motorino della X. Questo è Inferno, canto terzo. Nel terzo canto dell'Inferno Dante ci dice questa cosa. Sono testi originali di Dante, no? Il motorino... Davvero tanto il mio...
risulta lungo. Piaggio. Viaggio, oh là, ecco, vedi che anche queste... No, questo è abbastanza semplice. Sì, la però marca... vedi che Dante era già sì, precursore, già aveva messo... La Piaggio tra l'altro si fa in Toscana, quindi faceva pubblicità alla sua regione. Già. Allora, questo naturalmente è una mia, così, non presa in giro, però così, un divertissement, come diciamo noi in Germania, dove si dice questa cosa. Però invito tutti così a comporre un gioco, vedete, viaggio, piaggio e un cambio di iniziale. Sono 7 lettere, ma sì, perché poi 6 dopo, che rimangono. In realtà se hai tempo, anche magari, non so, leggendo, eccetera, poi se fai delle parti e non finisci più. Pensa, io sono stato nella scuola di via Sant'Anastasio. Sì. E adesso scusa, siccome le scuole hanno più nomi dell'istituto, mi perdo sempre. Quella in via Corsi. La Corsi, sì, mi sembra, la Corsi. E abbiamo fatto una cosa simile. Allora, sono andato in classe, in più classi, e la professoressa ha detto, avevo detto che avremmo fatto enigmistica oggi. Loro avevano il piccolo del giorno. Ah, io pensavo con la scuola. Sì. Perché c'è Sorsi, Torsi. Ah, no, sì, anche con il nome della scuola. Dorsi. Corsi è il nome di una persona, è un cognome, però si tengono tanti corsi in quella scuola. Morsi, sì. Forse la più Torsi anche. Ecco, adesso fai tutto l'elenco. Sì, qua mi stai occupando tutto il tempo, io vedo lì che passa il tempo e questo mi trova... Sì, è colpa tua, ma bravo, ecco, questo io chiedo di fare e pensa, hanno fatto questo i ragazzi. L'enigmistica, dopo io sono andato via, io ho dato i primi rudimenti, sono stato un po' con loro, allora mostro solo l'immagine, ecco qua non si può fare tutto perché ci sono i ragazzi, i nomi dei ragazzi, allora mettiamo solo l'immagine da lontano, ecco però hanno fatto dei giochi che sono giochi enigmistici e loro fino alla mattina prima non pensavano che si potessero creare questi giochi, quindi mi sembra una cosa pregiata e alla portata di tutti. Guarda qui, andiamo avanti, vediamo cos'è. Dopo casomai se avanza tempo ne facciamo qualcuno, io e te, ok? Ecco, questo questa così. No. Ah, è la medaglia che ti ho mostrato, così puoi controllare, sì, che è la festa della Sibilla. Ormai che ho fatto tanti chilometri, era la scorsa settimana, la Sibilla, la rivista della quale cenavo prima, stranamente ho vinto io la gara estemporanea di Rebus, quei veri, di creazione di Rebus. Allora, come funziona la gara di creazione, la gara estemporanea? Perché c'erano parecchie gare alle quali si poteva partecipare da casa, mandando entro 15 giorni prima dell'incontro, mandando i propri elaborati per questa, quell'altra, quel terza. Io, non avendo tempo, era già tutto scaduto. Quindi già che eri là... Non ho fatto in tempo, però quando sono lì ho avuto l'idea e allora mi è andata bene. Naturalmente qua se ti viene l'idea puoi fare il balzo in avanti, se no un rebus qualunque non ha senso qua, perché sono tutti creatori di giochi, tutti volponi pluridecorati, pluripremiati, e io ho avuto un'idea, adesso non posso dirla, ho paura di non poterla dire perché devono pubblicarla prima, allora per rispetto di solito non si deve dire prima che venga pubblicata, però per dirti, adesso non so se hanno mostrato la medaglia qua, a casa si è vista, ok, grazie. Ecco, ti dico come si svolge la gara. Ci hanno dato, appena arrivati all'hotel, questa immagine di quelle di Walter Molino, no? Una vecchia roba della Domenica del Corriere. Una vecchia copertina della Domenica del Corriere. Papà, manda via questo cane. Piagnucola, una bimba di 7 anni, è scritto in basso, si vede male. Insomma, comunque sta ragazzina, Mavis, mi sembra che si chiamasse, e adesso non si dice bene, insomma, Mavis, è stata svegliata di notte da una tigre che la stava leccando, stava dormendo con la sorellina e il papà ha preso un colpo di fucile e ha ucciso la tigre. Ecco, questa è l'immagine sulla quale bisognava fare il gioco. Su sta roba? Che espressione che hai fatto! Sì, su sta roba, esatto. Cioè, ma non mano con RO
che viene fuori romano sulla mano, cioè bisogna cogliere l'essenza. C'è anche il tizio dietro, non vedevo. Sì, il papà della ragazzina, questo è il disegno di Walter Molino. Ed era uno di quelli, un rebus, virgolette, tranquillo, oppure anche di quelli che io trovo un po' difficili quando bisogna... Non facile. Non facile. Ho capito. Allora forse è meglio proprio che non dia. No, ma ecco, così per sapere come funzionano i nostri... Ci abbiamo dato questa immagine e voi... Sì. Era esposta, dopo ognuno hanno dato il ritaglio del giornale e dopo un po' di giorni... Ma doveva avere a che fare per forza con la storia o no? Sì. Comunque. Sì, bisogna un rebus che descriva la storia. Ho capito. Allora sì, vabbè. Non è facile, non è facile. Però, ripeto, bisogna cercarsi l'idea. Io sono non vincitore, lo dichiaro tranquillamente, però ogni tanto mi viene l'idea e allora sbisica che te sbisighi. Sai che c'è stato un compositore americano che era stato candidato 16 volte al premio Oscar, 16 volte al premio Oscar, e alla ennesima candidatura vinse. Al 17esimo. Vinse, tutti quanti si alzarono in piedi perché era doveroso, certo. E lui disse: grazie, non voglio la vostra pietà. Chi questo? Randy Newman. Randy Newman, credo che vinse per Monsters and Company. E poi ne vinse anche un altro, tra l'altro, perché poi... Però alla 17esima... Rendete conto questo? Beh, insomma, anche tutte le volte si presenta, lui cioè, un costo anche. Un costo? Scusa, sa. No, io vado comunque ai convegni perché mi fa piacere, mi dispiace di aver disertato quello di Trieste proprio, ma era in concomitanza con una cosa che io ho già impegni per l'anno successivo. Invece, visto che abbiamo ancora 4 minuti. 4. Vabbè. C'è altro? No, non so. No, non mi ricordo. No, vabbè. Non ho capito mica cosa hai detto. No, non sì. Allora, volevo chiederti una cosa. Allora, compaiono, quantomeno su Instagram, sul mio Instagram, parecchi giochi tipo trova le differenze. Trova le differenze o anche trova l'oggetto, eccetera. No? C'è una regola, mi rendo conto che sono giochini anche stupidi, però delle volte magari, in trova le differenze, c'è una regola dove vai a pescare con più facilità le differenze. Io posso pensare, non so, manca una tasca, manca un bottone. Certo. Ma quello dipende da dove viene pubblicato. La dissettimanistica è difficilissimo perché ne ha chi 20. pubblica? Sì, 20. Trovare tutte 20 è molto difficile. Però di solito vicino a una non ce n'è un'altra. Non sono tanto, anche perché non te devi fare in modo che non si disturbino una cosa con l'altra. Per cui se trovo una qui vado già un po' più in là a cercare la seconda. Ma di solito si parte sempre, non so, appunto, manca un bottone. Ma ti immagini se tu dovessi fare 2 vignette e una differente dall'altra, in una alla mucca metti la coda, in una non metti la coda, e uno metti la bandiera con le 3 linee verticali, in una con le linee orizzontali, cosa faresti tu? Io tante volte per risolvere un gioco guardo il nome dell'autore. Vabbè, perché tu conosci. Sì, e dopo dico cosa farebbe lui così, cosa scriverebbe qui, e già mi immagino, ed è quella. Adesso io non conosco da casa, tu non conosci chi mette su Instagram. No, però penso che sarà anche roba americana. Però ogni pagina avrà certe caratteristiche perché ci sarà sempre lo stesso, o sempre lo stesso gruppo. Sì, grosso modo. Ecco, allora prova a vedere, loro saranno uguali a se stessi, diciamo, poco cambieranno. Per cui noti un pattern, un modo di fare che è sempre lo stesso. Per esempio su questa rivista, questa di Dante, trovare le differenze, insomma, però qui non so chi è l'autore, per cui non so come ha fatto a fare, a parte che qua ci sono tanti particolari da diventare matti, io non mi cimento, però insomma, a chi piace deve cogliere anche come fa questo disegnatore, il suo stile. Ma te c'è un gioco che ti piace meno? Diciamo a livello di settimana enigmistica? Ma guarda, sulla settimana enigmistica ci sono stati dei giochi che snobbavo e adesso sulle vecchie riviste vedo che non sono risolti e li risolvo. Perché?
perché mi sono accorto che sono tutti belli interessanti, sì, poi dopo. E sono pieni di curiosità, e qualche volta mi sono accorto che anche se insomma, potrebbero mettere in una zona anche qualche altra parola più facile da incastrare, invece cercano di mettermi il neologismo, QR code o robe così che non sono mai apparse, me le mettono per farmi imparare qualcosa. Ancora una domanda, questa è anche abbastanza curiosa. Si è mai dato, adesso mi rendo conto, qualche, virgolette, contestazione per una soluzione, eccetera, che tu sappia? Della settimana mistica? Sì. Ma ci sono stati degli errori, si contano sulle dita di una mano, molto pochi, perché viene controllata, e cioè, a differenza del quotidiano viene pubblicata già per tempo, a parte l'elenco dei premiati e poche altre cose, e non viene ritoccata. Quindi c'è un controllo. Viene ritoccata, sì, qualche volta può sfuggire un'inezia. Può sfuggire, però è molto rara. Però le contestazioni da parte... Allora c'è un gruppo d'ascolto che scrive ogni volta che danno una definizione chimica sull'anione, sul catione, qualcosa, devono contestare e non va bene. E si sono accorti finalmente che sono due gruppi, perché il catione ha certe caratteristiche, positivo, adesso non so se dico giusto, da una parte è negativo dall'altra, e l'anione viceversa. Quindi a seconda dei punti di vista è positivo o negativo, puoi mettere questa parola nella definizione. Allora quelli che non va bene questa ti protestano, cambi definizione, sono quegli altri che protestano. Ti faccio la domanda, perché una volta in una trasmissione di Vianello, credo fosse Zig Zag, parecchio tempo fa, quando alla fine c'era le 10 definizioni che automaticamente portavano ad una parola sola. Credo che adesso sia nell'eredità o ci sono altri quiz. E mi ricordo che c'era un concorrente che dette una definizione che non era quella che loro avevano pensato, però lui in ogni caso riuscì a giustificare senza tirare per i capelli tutte le 10. Allora, dipende com'è il regolamento, perché ovviamente io devo fare gli incroci. Una capitale del Vietnam, ce ne sono due, Hanoi e Seul, però se incrocia quell'altra non puoi scrivere quella che ti comoda a te, perché non incrocia. No, nei quiz è peggio, perché dipende come è depositata, però comunque la risposta che loro vogliono di solito è depositata. Però, se ricordi bene, Petra, scusa perché è poco tempo vedo, scusami, se ricordi bene, nel film di Alberto Sordi, dove faceva il dentone, gli avevano chiesto nel test gli affluenti del fiume, e lui sapeva più di loro, e lui ha contestato perché loro volevano di un'edizione vecchia dell'Atlante De Agostini, hanno telefonato De Agostini al cartografico, l'hanno chiamato giù, buttato giù. L'ho visto adesso su Instagram, non so perché mi era capitato proprio oggi, tra l'altro. E io, essendo un mago, sapevo che l'avevi visto per questo il prodotto. Hai mandato tu. Vedete come ci si può divertire con le parole parlando così. Grazie a Giorgio Dendi, ci vediamo alla prossima. Sì, prossima settimana sono libero. Io anche, per cui grazie. Adesso andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Bene, hai visto che bello? Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia di Ariella Ciuc, presidente dell'Associazione Lunga Vita Attiva, con la quale credo che abbiamo già tratto forse un bilancio dell'anno accademico che si è andato a chiudere a giugno, ma siccome qua con certa gente non si può mai stare tranquilli perché finiscono una roba e attaccano subito un'altra, qui c'è da raccontare di un nuovo progetto. Io direi che possiamo far vedere intanto questo video qua, no? In sottofondo. E poi c'è anche il cartello, eccetera. Insomma, partiamo da questo video che racconta che cosa? Allora, il Percorsi di Longevità è un progetto che dura tutto l'anno, ma questo video racconta un evento che è stato realizzato alla fine di maggio e che riguarda il percorsi di movimento. Allora diciamo che
i percorsi di longevità, la longevità sostanzialmente si basa, allora forse così lo commentiamo. Vedi che ci sono state, brevemente, hai visto, molte attività fatte, prima non solo di andare il in nuoto. acqua. Sì. Si è realizzato alla piscina Bruno Bianchi questa giornata sui percorsi di movimento. Cosa abbiamo fatto? Allora, il movimento è uno dei pilastri della longevità. Se tu fai attività fisica, l'attività fisica contribuisce a farci stare in forza, a farci star bene. E quindi il nostro, come sai, è sempre un invito. Bisogna fare attività fisica. Noi facciamo nuoto, però se qualcuno non piace fare nuoto, indifferente quali attività sportiva tu faccia, purché tu ti metta in movimento. E quindi abbiamo aperto questo invito alle associazioni triestine, offrendo di contribuire tutte insieme a lanciare questo messaggio, che fare attività fisica per la longevità, per un buon invecchiamento, è essenziale. E devo dire che moltissime associazioni hanno risposto e quindi siamo partiti con questa giornata alla piscina Bruno Bianchi in cui tutte le associazioni hanno dato una pratica, sono stati tanti piccoli laboratori concorrenti in cui ognuno ha dimostrato... Ma cantavate anche, no? No, allora, i laboratori, diciamo, le pratiche sportive offerte sono state, oltre al nuoto ovviamente, sono state la ginnastica. Allora, aspetta che vorrei ricordare le associazioni che hanno partecipato. Lunga Vita Attiva ovviamente e la Film Plus Trieste. Poi Benessere, che ha organizzato delle sessioni di ginnastica dolce, i Sentieri del Cuore, che invece hanno organizzato una sessione di Nordic Walking, Armonicamente Trieste, che ha proposto dei bagni di suoni con il gong, e Cultura Effetto, che ha proposto una sessione di ginnastica coreografata. Ah, quello vedevo allora probabilmente. Ecco, questo vedevi. Joy Teen Art invece, che è questo, una sessione non Tai Chi, ma Qigong, non mi ricordavo il nome, di Qigong. E infine la scuola di ballo Arianna, che invece ha dato, che tu conoscerai, ha organizzato una sessione di ballo. E poi in più c'è stata un'altra associazione, Equilandia, che invece non ha potuto evidentemente offrire una sessione con i cavalli, però ha presentato il loro progetto. Loro fanno un'attività di equitazione per i bambini diversamente abili, ma stanno organizzando su un progetto per avvicinare anche le persone over, anche se non andare a cavallo, un po' a conoscere questo mondo. Io ho visto, devo dire la verità, non credo che ci stia guardando perché lavora a quest'ora, però io ho visto tempo fa una mia amica ha dei cavalli, sì, e mi ha portato a vederli, e ho visto quello, insomma, il più giovane, e io devo dire la verità, io raramente non ho mai visto un animale così bello, perché è proporzionatissimo, proprio sì, l'animale è molto bello, il e cavallo. con il colore del manto era un'assoluta meraviglia. Sì, una roba, io ripeto, per gli animali non ho un grande feeling, perché però sei rimasto... Però sono rimasto veramente dalle proporzioni, da tutto. Infatti, è una bellissima ogni volta che bisogna farla stare tranquilla, a questa amica nostra basta dire che no, ma tu col cavallo bellissimo. Non mi ricordo il nome del Insomma, noi invece, oltre a questa presentazione, è stata una mattinata molto intensa, perché ognuno aveva 45 minuti a disposizione e poi si passava ad un'altra sessione, cioè ognuno ha potuto frequentare almeno 2
due sessioni, ballo e ginnastica, il nuoto, e poi il nuoto abbiamo avuto circa 100 partecipanti. E poi il nuoto era alla fine proprio. E poi abbiamo fatto e poi tutti insieme a fare il nuoto. Invece qua queste sono delle riprese che sono state fatte dall'agenzia di comunicazione per un po', sono sempre belle queste immagini, soprattutto quelle sotto acqua. Ma sempre nella stessa... Sempre in questa mattinata. Ho capito. In questa mattinata è stata una mattinata intensa, molto molto gioiosa, e l'idea è quella di, devo dire, che ringraziare Lunga Vita Attiva e le associazioni, perché sai che qualche volta le associazioni sono restie a mettersi insieme, perché è giusto, ognuno fa un grosso lavoro e quindi insomma privilegia questo. Invece questa bella risposta tutti insieme di presentare, e poi ognuno sceglierà l'attività che gli è più congeniale e va bene. Abbiamo visto anche proprio come si dice, il grafico del progetto, se adesso lo rivediamo, che sono questi, eccoli qua, percorsi di longevità, convegni, seminari, laboratori. Quando sono iniziati? Dunque, sono iniziati con una conferenza alla fine dello scorso anno di Filippo Ongaro, di cui abbiamo già parlato. Adesso c'è questo momento dedicato soprattutto al movimento, però appunto parliamo, intanto questo è un progetto che è realizzato grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio del Comune di Trieste. E quindi noi abbiamo, come ti dicevo prima, no? Il buon senso, i pilastri del buon invecchiamento. Non mi piace di più la parola longevità, ma di questo parliamo, di un buon invecchiamento. In francese suona sempre più gentile, no? Vieillimento, una roba del genere. Sì. Più... Sì. E quali sono? Insomma, l'attività fisica, la socialità, un po' e la nutrizione, stare un po' attenti a come... D'estate è più, come posso dire, c'è pericolo che magari tutto quello che si è messo via, anche se il termine non è corretto, durante i mesi invernali vada disperso? Ma io direi di no, perché questo è un lavoro certosino che si fa, in fondo pian piano, tu cambi il tuo stile. Tu dici è un lavoro che penetra, nel senso goccia dopo goccia dopo goccia, e quindi tu, come dire... lo fai tuo. Lo fai tuo, sì. E quindi non sei distratto lo fai tuo, no? Quindi incominci questa abitudine a muoversi, poi ti dispiace, ti manca se non ti muovi. Molti dei nostri continuano ad andare a nuotare alla piscina branca per conto proprio, oppure moltissimi nuotano in mare. Noi siamo una città di mare, quindi anche più semplice. Tu cammini sempre? Io cammino, stamattina alle 5:30 ero già, perché oggi andava così. Mi sono svegliata presto, cosa sto qua a fare a letto, e quindi sono andata, ho fatto 9 chilometri, stamattina sono già a posto, così, ma non lo faccio, è un po', ti entra, no? Diventa un tuo modo, e anche sto fatto che, quindi muovendoti, anche un pochino ti tonifichi, dimagrisci un po', poi cominci a stare un po' attento a quello che mangi, e diventa un'abitudine, diventa uno stile. Diventa roba tua. E di questo stiamo parlando, no? Diventa roba tua. Sì, pian piano diventa tuo, no, non va disperso. E quindi la nostra missione è sempre quella di continuare a raccontare dare questo messaggio, per cui per invecchiare bene è un percorso, lo costruisci pian piano. E noi cosa possiamo fare? Possiamo parlarne, raccontarlo, e possiamo offrire esempi, modelli, e possiamo offrire delle situazioni in cui provare
prova a far questo, forse ti piacerà, prova quest'altro, forse ti piacerà. E quindi questa idea che a me piace molto dei percorsi è che si snoderanno lungo tutto l'anno con questa conferenza importante, adesso questo evento di cui si è parlato moltissimo, ha avuto una moltissima eco e poi verrà seguito da tutta una serie di laboratori, sessioni, piccole conferenze su questi temi. Il percorso del movimento, il percorso dell'anima, perché bisogna anche imparare a guardarsi dentro, ad accettarsi, accettare le situazioni della vita, no? E imparare a gestirle. E anche qui proporremo delle riflessioni, proporremo dei momenti in cui anche imparare a fare queste cose. Poi i percorsi della mente per incentivare, bisogna continuare a essere curiosi, continuare a avere voglia di imparare e quindi spunti anche qui di vario tipo per tenere la mente allenata, in fondo anche la mente, bisogna continuare. Non ho mai chiesto, vediamo se riesco a formulare la domanda in maniera intelligente. Per questo, quando uno decide appunto di intraprendere, mettiamo così, uno stile di vita anche diverso rispetto a quello che aveva fino a qualche tempo prima, quanto è importante poi anche il coinvolgimento della famiglia? Credo che sia come sempre, no? Come sempre cioè uno dice, importante, come sempre importante perché la famiglia, gli amici, condividi le cose che fai con gli altri, no? Oppure, come dire, tu adesso hai fatto un piccolo percorso anche su di te, sei diventato più bello, di dieta, e anche questo fatto che dico, ma ti trovo così bene, è gratificante, è motivante, ti consolida, ma anche tu ti vedi meglio. L'altro giorno fuori a cena con i miei compagni di classe uno mi ha detto, beh, adesso basta anche, no? Diventi troppo magro? Sì, diventi troppo magro. Insomma, devo dire che non mi costa niente per il momento. Cui... E quindi lo stai sperimentando su te stesso, all'inizio è un pochino più difficile e poi magicamente diventa abbastanza normale, no? Tu dici stamattina alle 5:30, sì, ma è bellissimo, non c'è nessuno, c'è gli uccellini che sono, e quindi imparare anche a soffermarti su queste cose belle, no? Che se no sei sempre che hai da fare, no? Adesso devo andare a prendere il nipotino, preparare la cena, sono a cena, invece sono momenti che sono tuoi. Tra l'altro poi adesso senza addentrarci troppo nello specifico, il fatto che tu vai sempre a piedi adesso ti sarà ancora più utile con una zona praticamente chiusa al traffico, quindi tu neanche minimamente... sì, io vado sempre a piedi. Molto a piedi, anche vivo in una zona che mi permette di raggiungere il centro a piedi. Poi Ariella viene su da noi che stiamo in quarto piano camminando, fa le scale per dire la verità. Delle volte succedono degli inconvenienti perché magari non c'è... Una volta non riuscivo ad aprire la porta e poi sono dovuta tornare giù. No, ho chiamato. Ho telefonato. Non se lo facevi come stanno Sì, però quando arrivo a 4 piani al gattone... Ti ammazza, a me ammazzano le caviglie questi 4 piani. Ogni tanto però fa tanto bene, sai. Insomma, così. E quindi è importante, importante. E poi, per ritornare su questo, noi avremmo l'ambizione che questo progetto si conformasse in un format che fosse poi trasferibile in a partire da altre città della regione, no? Cioè questa modalità, questa modalità di percorsi che si intrecciano, poi uno li fa più piccoli, più grandi, poi dipende dalle risorse, dipende sia economiche sia anche di persone che si mettono ad aiutare. Quindi
è un progetto a cui ci teniamo molto. Adesso d'estate non c'è attività? Non c'è attività, ognuno la fa per conto suo. Ognuno la fa per conto, sì, quantomeno ognuno la fa per conto suo. Ci prepariamo perché per farlo partire bene sarà, poi vogliamo sempre più nuotatori, il prossimo approfittiamo col primo. Faremo un open day a fine settembre per il nuoto lento e poi partiamo di nuovo con ottobre. Che è sempre ottobre, grosso modo. Sì. Non abbiamo ancora raggiunto i 200 persone, non abbiamo ancora, quindi questo è un appello che faccio e vorremmo raggiungere 200 persone, quindi ci sono posti. Fammi andare in pensione, poi io dopo ecco, vai, perché i corsi sono al mattino e quindi ovviamente se uno lavora... e adesso non è ancora, però in realtà noi siamo partiti con un discorso over 60, ormai diciamo che anche over 65, però questo è un discorso che ovviamente si incomincia a invecchiare da giovani, quindi bisogna incominciare prima. Ma mi pareva, adesso non so, erano tutti over 60. Tutti over 60, ma sono belli, insomma. C'era qualcuno che, devo dire la verità... no, sono tutti over 60. Tutti over 60, però adesso rimanda l'immagine. Sì, rimanda perché... Sì, sono tutti over 60, tutti di lunga vita attiva. No, però sono persone che, ma l'abbiamo già detto 1000 volte, no? Oggi gli over non ci sono più i vecchi di una volta, no? Sì. A questo proposito, oggi ho preso, ma non in diretta, ho preso una clip di un intervento piuttosto virulento di Cacciari a 8:30, il quale sosteneva che, all'interno di un discorso politico, diceva che fondamentalmente certe linee ormai non devono essere patrimonio dei grandi vecchi, e lui stesso diceva come lui, come Bersani, eccetera, ma devono essere prese in carico dai giovani e portate avanti dai giovani. Al che Massimo Giannini da studio diceva, però se non ci sono i grandi esempi che dettano la linea, non è giusto. È un po' la storia del gatto che si morde la coda, no? Però c'è bisogno del grande, sì. del grande però hanno ruoli e funzioni diversi, differenti, no? Sì. No, e anche, come dire, e possono procedere anche affiancati. Certi come padri nobili sì, e altri certo, come... no, non vedo assolutamente. Sì, bisogna far tesoro, credo che sia importante l'esperienza di chi ha vissuto in ogni campo, no? Però i giovani hanno l'energia, la vitalità che portano una ventata. Anche la fantasia. Assolutamente, che forse le persone assolutamente. Di una certa età È quello che è uno degli obiettivi prossimi, ma da sempre, è che non è tanto facile riuscire a fare un progetto intergenerazionale, lavorare con i giovani, però che parta da un interesse comune, che sente, e su questo ci stiamo ancora lavorando. E bisogna trovare questo interesse comune. Allora noi ci abbiamo verso la conclusione, solita domanda che so che a te posso fare, libri? Allora, ho letto, ma non mi ricordo il titolo, l'ultimo libro di Le cose che non possiamo perdere, credo, l'ultimo libro di Ian McEwan. Ok, sì. Mentre lo leggevo, dopo un po' ho detto a Franco, mi piace molto questo libro, ma non so perché. Perché? Perché non c'è una storia, dopo via via si dipana. In realtà la forza del libro è l'eleganza della scrittura. Scrive in un modo... Quello precedente, Lezioni, era una meraviglia. Sì. Poi anche forse anche generazionale per certi aspetti. Perché... Lì c'era di più una storia. Qui in fondo mi pare, non so se... Qui quello che ti rimane è questa
rammarico, questa nostalgia, questo amore per una natura che si è persa. E serie televisive? Serie televisive, aspetta. Belle, aspetta. Friends and Neighbors, Friends and Neighbors su Apple TV. Penso sia Apple TV. Apple TV. Sì. E poi, ma te l'ho già detto, questa era l'ultima che mi viene in mente che mi è piaciuta, poi adesso stiamo guardando Absentia su Sky, ma insomma un thriller, ma Friends and Neighbors è originale, diverso. E io non trovo nessuno con cui parlare di Cape Fear, la serie televisiva, perché non ho tanta voglia di vederla. Io lo sto seguendo non senza una certa difficoltà, per dire la verità, perché poi io sono legato al film con Gregory Peck e Robert Mitchum, quindi per me già quello di Scorsese non era granché. Però lo consigli? Vorrei trovare qualcuno con cui parlarne, ma nemmeno Valerio Fiandra lo Dove? Apple TV anche quello. Apple allora lo guarderò e poi per la prossima volta ne parliamo anche di parliamo. questo. Grazie ad Ariella Ciuc per essere stata con noi, buona estate, buon lavoro. Noi ci vediamo domani, come sempre alle 17:55. Occhio che domani, in qualche modo, continuando anche a parlare di benessere, di star bene, eccetera, parleremo. Sono due argomenti, uno di questi riguarda la giornata mondiale dello yoga, che è il 21 di giugno, quindi domenica, e parleremo con le ACLI che organizzano al parco di Villa Revoltella, organizzano delle cose. Comunque domani alle 17:55. Grazie ancora Ariella, Grazie. buona serata a tutti.